Il numero 10 è sempre stato il numero più fortunato per la città di Napoli, e non solo perché il 10 è il numero di maglia di Diego Armando Maradona, ma perché per esempio il 10 maggio 1987 il Napoli ha vinto il suo primo scudetto, perché in soli 10 anni ricostruimmo Santa Chiara dopo i bombardamenti del 1943, perché il 10 è il miglior voto a scuola, perché il 10 a via 10 è l'appuntamento perfetto, perché il 10 maggio 1734, stavolta Carlo di Borbone entrò a Napoli e fondò il Regno di Napoli, finalmente autonomo dal vicereame spagnolo. Ma il 10 però di cui voglio parlarti oggi è un 10 che riguarda quel signore che è alle mie spalle, il Real Teatro di San Carlo, un teatro, il teatro lirico più grande e più bello d'Europa, patrimonio mondiale UNESCO. Se ti dicessi che è stato costruito nel 1737 in soli 10 mesi, ve lo spiego io. Non c'è nulla in tutta Europa che non dico si avvicini, ma che almeno dia una pallida idea di quello che è il Teatro San Carlo. Così si espresse lo scrittore francese Marie-Henri Beyle, ovvero Stendhal, parlando del Teatro San Carlo. Era il 1737. Carlo di Borbone era arrivato solo 3 anni prima, ma in questi 3 anni aveva capito che Napoli era la capitale europea della musica. Qui c'era Cimarosa, qui c'era Scarlatti, qui c'era Iommelli, i 4 conservatori napoletani sfornavano i migliori compositori europei. Lui aveva capito che doveva dare un proscenio di primissimo livello a una città come Napoli, ed ecco perché decide la costruzione del teatro più grande e più bello d'Europa. I progetti del Medrano e del Carasale erano già pronti nel gennaio 1737, ma Carlo di Borbone però espresse un desiderio, dice: maestro, io veramente vorrei inaugurare il teatro, se fosse possibile, il giorno del mio santo onomastico, San Carlo, ovvero il 4 novembre. Maestà, ma mancano solo 10 mesi, come facciamo a realizzare questa magnificenza in 10 mesi? In realtà fu possibile, le maestranze napoletane in soli 10 mesi realizzarono il teatro lirico più grande e più bello d'Europa, e voglio sottolinearlo, ecco, 40 anni prima della Scala di Milano, 50 anni prima della Fenice di Venezia. Napoli dimostrò di essere la vera capitale europea della musica. Ma il Teatro San Carlo lo voglio ricordare anche per una delle scene indimenticabili del cinema napoletano. April, quelle pizze diventano 2! Sotto questi portici nel 1954 fu ambientato Miseria e Nobiltà, un indimenticabile film in cui Totò fa lo scrivano sotto i portici del Teatro San Carlo, Pasquale fa il fotografo e cercano di sbarcare il lunario, ma in quella scena e in tutto il film c'è un bambino che forse ricorderete, Peppiniello, che teneva sempre fame, voleva la pizza. Il cafone era Leo Brandi, indimenticato attore, ma invece il bambino chissà che fine ha fatto, teneva 8 anni nel 1954, beh, magari non ci sta manco più. Scherzetto, e invece no. Signori, in esclusiva per Canale 21, per Nessuno ha imparato, abbiamo ritrovato Franco Meridoni, che era il Peppiniello nel film Miseria e Nobiltà. Franco, una curiosità, ma poi quelle pizze arrivarono alla fine? Le pizze non sono mai arrivate. Allora toglici una soddisfazione, un regalo agli ascoltatori di Canale 21. Cavaliere Eccellenza. Vincenzo, me padre a me. No, scusa, non ho capito, lo devi ripetere. Vincenzo, me padre a me. Grazie. Ciao. Vincenzo, me padre a me. Sì, caro, ho capito.